buongiorno e benvenuti a tutti e a tutte a Il Teatro a Casa Tua, questo primo appuntamento di questo nuovo spazio digitale di incontro e confronto sul tema del teatro dell'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia. Ogni giovedì per le prossime settimane vi terremo compagnia con degli incontri con i protagonisti della scena che nei prossimi mesi calcheranno i palcoscenici del circuito ERT, quindi attori, attrici ma anche autori con cui parleremo degli spettacoli che andranno in scena, ma sarà anche un'occasione per riflettere sul presente e sul futuro del teatro. Inauguriamo dunque il Teatro a Casa Tua con Giuliana Musso, a cui do il benvenuto e ringrazio molto per la sua disponibilità. Ciao, ciao a tutti e grazie a te, a voi per l'invito. Grazie a te. Due parole appunto su Giuliana Musso, che non ha insomma bisogno di presentazione, ma ci teniamo a ribadire appunto attrice, ricercatrice, autrice, ha vinto numerosi premi, tra cui il premio Istro 2017 per la drammaturgia, ed è tra le maggiori esponenti del teatro di narrazione e di indagine. Per la stagione 2019-2020 del circuito ERT presenta La scimmia, un testo originale ispirato al protagonista del racconto di Kafka, Una relazione per un'accademia, spettacolo che ha debuttato nel 2019 a Mittelfest e di cui insomma parleremo quest'oggi. Ma appunto prima di addentrarci nella nostra chiacchierata vediamo il teaser dello spettacolo per poi iniziare a dialogare con Giuliana. Valori morali, virtù cognitive, adattamento, obbedienza, autocontrollo, ma soprattutto razionalità, espansione dell'intelletto, gestione della disperazione e del disagio emozionale. In una parola, cari signori e signore, liberazione dal corpo animale! Quindi io partirei proprio da quest'ultima battuta. Liberazione dal corpo animale. Di chi parla La scimmia? Bellissima domanda. La scimmia parla di noi, di quella dimensione della nostra vita, della nostra esistenza, che ha a che fare con le sensazioni più profonde che sentiamo, percepiamo attraverso quelle che sono attraverso il corpo, attraverso le percezioni fisiche. Ecco, parla di questo. E ci parla di questo perché sono convinta che a questa dimensione della nostra esistenza sia necessario dare uno spazio di narrazione che raramente c'è, o se c'è è molto sotto traccia. Si dà un po' per scontato, ma non lo è. E quindi di fatto questo testo è una grande metafora per raccontare come la nostra intelligenza, il nostro pensiero, la nostra capacità anche di astrazione, di analisi razionale, non possa essere efficace e utile al vivente se non è collegata a queste percezioni profonde, alle quali bisogna tornare a dare credito e ascolto. Quindi sì, un dialogo che si intreccia tra mente e corpo. C'è uno spettacolo in cui c'è tanta parola, ma c'è anche una dimensione corporea molto forte. Si intuisce anche proprio dal teaser una trasformazione anche fisica in scena. Sì, io sono rimasta molto affascinata dalla potenzialità di questo personaggio kafkiano, proprio perché mette in scena questo rapporto tra il pensiero, inteso come produzione razionale, no? Come lui dice, o lei, la scimmia dice, costi-benefici,
no? E dall'altra questo suo vincolo profondo alla sensazione corporea, quello che definisce il brusio cellulare, la, la natura dell'essere in vita, no? Che è costantemente percepita, questa sensazione profonda dell'essere in vita. Ecco, ovviamente è un gioco teatrale, una metafora bellissima, che ha un elemento ulteriore di fascino per me, che è quella che già nella storia di Kafka, nel racconto di Kafka, questa scimmia ci racconta di essere diventata un attore del varietà. Un attore del varietà per sopravvivere, per non essere rinchiusa in una gabbia. Quindi trova la via d'accesso in una comunicazione con il pubblico che prevede l'ironia, il sarcasmo, l'intrattenimento, ma un intrattenimento fondato su un grande dolore. Un grande dolore. E questa è la dimensione del buffone, figura archetipica del teatro, che a me, un po' per carattere, forse per natura mia, mi ha sempre molto, molto tirata dentro e coinvolta. Fin da quando ho iniziato questo percorso nel teatro, io ho iniziato attraverso questa interpretazione di personaggi molto caratterizzati, molto forti nel corpo, no? Sto parlando anche dei personaggi classici della commedia dell'arte, no? Dove il disegno fisico, la deviazione posturale, in qualche modo, paradossalmente, così rigida, così forte, in realtà per me erano personaggi che mi liberavano rispetto alla comunicazione, rispetto ai sentimenti, rispetto al gioco teatrale, all'improvvisazione. Ecco, proprio perché abbassavano il livello di ragionamento razionale e lo portavano più nel corpo, nel gioco del corpo e della reattività, no, totale di questo essere personaggio fisico, forte, muscolare quasi, ecco. Quindi sì, c'è un ritorno un po' sull'idea della liberazione, appunto, la liberazione dal corpo animale, ma non soltanto, no? E lo accennavamo, appunto, questo non è uno spettacolo su Kafka, non è uno spettacolo di Kafka, ma è una scrittura originale che trae spunto da un suo personaggio e da questa metafora per portarlo nell'attualità. E come nasce quest'idea di creare uno spettacolo come La scimmia? Che tipo di opportunità offre proprio a livello drammaturgico, a livello teatrale? Che porte apre questo tipo di lavoro? E guarda, è sicuramente uno dei lavori fuori traccia che ho fatto ultimamente, perché di solito io non parto da una suggestione letteraria o da altri testi. In questo caso è stato un incontro fortuito, occasionale, grazie appunto a una amica che è traduttrice e che ha tradotto il racconto di Kafka in una sua versione molto interessante. Ho anche avuto l'occasione di conoscere un'attrice, Catherine Hunter, molto importante, inglese, che ha fatto una versione anche lei di questo personaggio. La maggior parte delle versioni che vengono fatte sono state fatte da tanti attori, anche attori importanti. Sono versioni molto aderenti alla storia di Kafka e alle parole di Kafka. Io invece ho subito sentito la possibilità di raccogliere l'ispirazione kafkiana, il personaggio, la situazione in cui il personaggio è, e di poterlo sviluppare su argomenti che interessavano a me e che io credo anche che io li ho immaginati come uno sviluppo
del pensiero, là dove terminava il pensiero di Kafka, no? Come se ci fosse una strada nel ragionamento che lui ci propone attraverso questo personaggio, una strada che giustamente terminava là dove si collocava Franz Kafka, no? Nella sua epoca, nella sua situazione esistenziale, nella sua anima, no? Nell'esperienza umana che lui ha fatto. Quindi grazie al suo genio, alla sua fantasia, da lì in poi io ho pensato di dirigere la mia fantasia e i miei bisogni in un'altra direzione, che sono questo approfondimento sul discorso del valore delle nostre capacità cognitive. E questo è un tema grosso che la scimmia porta avanti. Il sentimento di fondo per la propria esistenza sta nel corpo e la scimmia quindi usa questa chiave buffonesca e sarcastica per parlare di corpo animale come una minaccia. È una minaccia per un mondo che esclude le emozioni, i sentimenti e quindi è capace anche di operare la violenza, la tortura, la forza, cioè è capace di operare forzature, no? Educative che ovviamente feriscono, no? Ci feriscono perché ci costringono a, come dire, a tradire ciò che siamo e ciò che sentiamo, la nostra natura. Ecco, questo è il corpo animale, no? Sono i bisogni profondi, le sensazioni profonde. È uno spettacolo molto filosofico, parla di concetti abbastanza complessi, infatti a volte le persone mi dicono ma non so se ho capito tutto, forse devo rivederlo. Però di sicuro arriva alla pancia, perché la bestia uomo che è sul palco è molto intensa nel suo sentire e ce lo fa percepire. Qualcuno mi dice me ne sono andata piangendo, me ne sono andato piangendo e non so perché. Oppure sentiamo pubblico molto diretto, proprio molto proprio anche fisico nel tipo di reazione che si inserisce nel sentire di chi partecipa a questo spettacolo. Quindi possiamo parlare proprio di una partecipazione anche non semplicemente di uno spettatore, ma di un partecipante. Questo è un po' anche nelle tue intenzioni quando hai scritto questo testo. Beh, sai, diciamo che la chiave buffonesca, mostruosa di questo personaggio è un po' ruvida, fastidiosa, nel senso che sembra volerci far ridere, ma poi percepiamo che non è proprio lì che ci vuole portare, non è rassicurante, non è una figura rassicurante, è una figura inquietante, come deve essere il buffone, che riesce a sbeffeggiare il potere facendolo sorridere o ridere. Ma è una risata strana, un po' amara. È quello che in generale dovrebbe fare un po' sempre la comicità, cioè dovrebbe arrivare a quel punto di, come dire, un po' sovversivo, no? Del contenuto che veicola. Cioè io ti faccio ridere di qualcosa di noi, quindi spezzo la visione unica, dicotomica, no? Metto dentro qualcosa nell'ingranaggio che spezza il meccanismo e ci fa vedere qualcosa a lato, ci fa ridere di noi, ci fa sentire le nostre vulnerabilità, fragilità, e anche magari anche riflettere
sulle ingiustizie, no? Che noi stessi abbiamo normalizzato, no? Nella cultura che abbiamo, come dire, assorbito. Quindi sono personaggi complessi, cercano di rassicurarti, ma in realtà ti mettono una forte inquietudine. E questo credo che il pubblico lo senta. Io non ho bisogno della risata in questo spettacolo non è fatto per ridere, è uno spettacolo molto drammatico. Si può sorridere e si può rimanere un po' spiazzati da questo sorriso. Non si capisce nemmeno se è un personaggio di cui avere pietà o fastidio. E a me questa ambiguità piace moltissimo. Ed è un po' anche il tuo, l'opportunità che offre il personaggio kafkiano, portato appunto nella contemporaneità su altri temi e su altri palchi, ma appunto con un lavoro poi tuo, cioè di un testo nuovo, no? E quindi, cioè, parlavamo proprio anche di questo effetto che ha sul pubblico, cioè su questo teatro che può far ridere ma non è una piena risata. E secondo te è questo un ruolo che il teatro dovrebbe rivendicare, che rivendica anche nella contemporaneità, anche oggi? Come lo può fare? Come può mantenersi un suo spazio nella società di fatto, cioè rispetto poi al pubblico che sono cittadini? Sì, guarda, io credo molto nel concetto del piacere, no? Si va a teatro come in tutte le attività, no? Il piacere è uno stato dell'essere che apre le porte, no? Del sentire, del comprendere. Quindi, io penso che sia giusto valorizzare l'aspetto piacevole del teatro. Questo non significa svuotarlo di contenuti e di messaggi. Le due cose non si eliminano tra di loro, ok? Questo invece a volte lo vedo succedere. Il grande problema che abbiamo avvertito negli ultimi anni, non sono l'unica ad averlo avvertito, è che facciamo molta fatica a fare passare e a distribuire, e a organizzare, e a programmare produzioni, quindi spettacoli e distribuzioni di spettacoli che hanno un po' questa matrice forte di contenuto. Non dico teatro politico, ma teatro che abbia qualcosa da dire alla società oggi veramente, che non sia solo un gioco di intrattenimento senza quella dose di provocazione, di stimolo, che secondo me invece è la sua forza, no? È la sua grande forza. Quindi a me non interessa cioè, a me piace la comicità, piace l'intrattenimento, piace il teatro leggero, mi piace tutto in realtà del teatro. Credo che oggi abbiamo un problema nel voler escludere le altre componenti del lavoro teatrale. Vorrei parlare direttamente anche ai direttori artistici, ai programmatori, e sostenerli, dire loro che abbiano coraggio, che non abbiano paura dei lavori che sono un po' che provocano, che portano avanti dei concetti un po' articolati, complessi, o che sono degli spettacoli che ci raccontano anche dei punti di criticità, ecco, della nostra vita, della nostra società, che abbiano il coraggio di farlo senza rinunciare al piacere, no? Dello stare 1 ora, 2 ore in sala. Chiaro, il nostro è un mestiere, dobbiamo saperlo fare al meglio per dare al pubblico
anche il piacere e il divertimento di essere lì, ma senza rinunciare al resto. Se togliamo questo, il teatro, boh, non lo so, abbiamo la televisione, abbiamo altri mezzi, non ci serve il teatro. Non ci serve quel momento in cui io e te siamo insieme nella sala, nella diretta, a sentire che sta succedendo qualcosa di unico solo lì in quel momento, capisci? E questo, diciamo, ci conduce subito proprio a una riflessione sul tempo presente, cioè sul momento che stiamo vivendo ora, in cui appunto non ci può essere quel momento in cui lo spettatore, l'attore, l'autore si trovano contemporaneamente nello stesso luogo, no? E questo, diciamo, richiede vari tipi di riflessione sul ruolo del teatro, su che cosa fare proprio materialmente in questi mesi. E appunto tu vivi nel mondo del teatro da molti anni e come leggi questo momento presente? Come lo interpreti e come speri che si sviluppi, ecco? Io lo leggo con molta amarezza, molta. Noi tutti che lavoriamo nello spettacolo dal vivo, in teatro, a tutti i livelli, l'abbiamo detto e ripetuto, che la chiusura dei teatri come prima mossa per arginare questa terribile pandemia, purtroppo, sarebbe stato un sacrificio inutile, perché i nostri teatri non per come sono organizzati, per come sono stati come hanno applicato il massimo delle norme di sicurezza rispetto ai contatti, al distanziamento sociale, all'igienizzazione, al tracciamento delle persone, all'utilizzo dei dispositivi tipo le mascherine. Cioè, voglio dire, noi abbiamo veramente creato dei luoghi. Io non ho visto nessun altro posto che io abbia frequentato in questi mesi la stessa cura e attenzione alla sicurezza. Quindi sapevamo che il nostro sacrificio sarebbe stato inutile e sarà così. Quindi che cosa significa? L'abbiamo già visto con il primo lockdown, significa che a livello politico, a un livello forse di opinione generale, non lo so, la nostra attività, l'attività dello spettacolo dal vivo viene considerata inutile, non utile, non necessaria. Non necessarie. Questa è la realtà. E da questo dato di fatto dobbiamo prendere atto di questo. Dobbiamo prendere atto di questo. Cioè, la prima cosa che salta, prima ancora delle sale per le scommesse, del gioco d'azzardo, prima ancora delle sale bingo, prima ancora di chiudono i teatri. E questo è un dato di fatto. Noi dobbiamo ripartire da lì. Noi abbiamo toccato con mano che in questo momento storico nel nostro paese, che è il paese dell'arte, il paese dell'invenzione, della creatività, con una tradizione teatrale, musicale incredibile, noi, non noi persone, non noi lavoratori, quello è un altro problema, ma proprio l'arte, la cultura e lo spettacolo dal vivo non contano niente. E da qui appunto cosa possiamo immaginare per il teatro, per la cultura? Esiste una strada, esiste una contronarrazione, esiste qualche immagini, poi lo chiedo a te naturalmente, una suggestione almeno, perché sì, insomma è difficile poi parlare di soluzioni, perché sembra che appunto la strada sia quella di affiancare allo spettacolo dal vivo in presenza uno spettacolo dal vivo online, appunto, al di là delle sintesi sulla Netflix della cultura. Comunque si sta ragionando molto in questi giorni su piattaforme che permettono al pubblico di fruire degli spettacoli a distanza. Ha senso polarizzare, diciamo, la riflessione solo tra queste due opzioni, cioè o è presenza o è distanza, ma quello che accade sul palco è la stessa cosa? Oppure forse possiamo immaginare qualcosa di altro
preservare insomma l'idea di teatro che abbiamo discusso quest'oggi? Guarda, io ritengo che qualsiasi azione, operazione si voglia intraprendere per superare questo momento di difficoltà e traghettarci oltre la pandemia sia bene accetta. In sé non c'è nulla di sbagliato, così come ovviamente sostenere il comparto con delle risorse economiche che arrivino fino ai lavoratori dello spettacolo, tramite le strutture, i teatri, eccetera. Cioè tutto vale. Quello che secondo me invece potrebbe essere più utile e interessante è aprire una chiara crisi di sistema, non tanto secondo me già sul piano normativo, strutturale, organizzativo di sistema, ma sul piano delle idee. Credo che nel nostro settore più che mai oggi si possa riprendere in mano, no? Riprenderci in mano la forza dentro di noi, il coraggio delle idee, delle idee. Non siamo solo numeri, conti, cifre, denari. Tutto questo mondo, no? Che è la burocrazia, le risorse, le politiche, i denari, eccetera, falliranno se non sono indirizzate da idee chiare, forti, precise e soprattutto coraggiose. Oggi avremmo potuto già farlo, avremmo potuto dire ai nostri concittadini, a noi stessi, dobbiamo fare un grande sacrificio, dobbiamo chiudere i bar, le osterie. Io sono veramente una grande frequentatrice di ristoranti, bar, voglio dire, io piango per questa situazione in cui ci troviamo e per tutti, ma avremmo potuto dire dobbiamo rinunciare a tante cose, dobbiamo rinunciare a tanto, vi lasciamo aperti i teatri, perché i teatri sono sicuri, secondo la ratio che stiamo seguendo di sicurezza e prevenzione, ma soprattutto avere il coraggio di dire che una società trova la propria strada verso il benessere e la salute anche attraverso la condivisione dell'arte, della poesia, della musica, del teatro, delle storie. Non possiamo stare molto vicini, ma ci potrebbe tenere vicini la condivisione di un'emozione. È il rito laico di cui tutti abbiamo bisogno, perché non tutti possiamo solo andare al rito religioso, che per fortuna tuttora è consentito, no? Cioè, capisci? Allora, io credo che oggi abbiamo bisogno di idee coraggiose, forti, su un piano un pochino più alto, etico, non solo pragmatico, non solo come facciamo se mettiamo solo 200 spettatori, o come facciamo se devo stare distanziata sul palco. Cioè, io ho fatto uno spettacolo con distanziamento sul palco, l'ho allestito così, cioè, voglio dire, cerchiamo tutti giustamente, con buon senso, di rispettare tutte le norme, ed è giusto farlo, ma se ci mancano le idee e i motivi per cui lo facciamo, non andiamo da nessuna parte. Certo. Io ringrazio di cuore Giuliana Musso per il tempo che ci ha dedicato e gli spunti di riflessione che ha condiviso con noi, e speriamo proprio di poterci ritrovare nei teatri del circuito con La Scimmia e con anche tutti i prossimi lavori. Quindi grazie di cuore. Grazie a te, mi scuso se sono stata un po' lenta e verbale, ma è molto difficile parlare davanti allo schermo col mio faccione perché mi imbarazza, cioè mi distrae, quindi faccio un po' fatica io. Scusatemi e grazie per questa opportunità. Grazie Angela.
Grazie a te, insomma, anche noi stiamo esplorando nuovi modi per continuare appunto a parlare con il nostro pubblico e appunto ringraziamo anche il nostro pubblico e vi diamo appuntamento al prossimo giovedì con diciamo un'altra intervista del teatro a casa tua e grazie ancora a tutti per averci seguiti e buona serata.